La guerra in Ucraina non si ferma, l'offensiva russa, i successi dei difensori e la minaccia nucleare di Putin. Armenia e Turchia, un secolo dopo il genocidio, stanno trattando per evitare che il passato segni il futuro. Doge TV pioggia, la televisione indipendente cancellata dalla censura di guerra imposta dal Cremlino. A Levico, in Trentino, esiste un imponente e ricchissimo archivio sulla storia della Russia e dell'Europa orientale. Con i canti in greco, la comunità ellenofona del Salento ha ricevuto la visita della presidente greca Sakellaropoulou. In Ucraina la guerra non si ferma. Le armate di Putin, interrotta l'offensiva verso la capitale Kiev, si sono rischierate e stanno attaccando nel Donbass. Offensive e combattimenti che determineranno ogni futura trattativa di pace, trattativa che al momento appare molto lontana. Il generale Vincenzo Camporini, ex pilota dell'aeronautica che dal 2008 al 2011 è stato capo di Stato Maggiore della Difesa, loda l'impegno e il valore che i combattenti ucraini hanno dimostrato fino ad ora. Sui ritardi dell'offensiva russa offre una spiegazione tecnica. C'è anche una questione banalmente meteorologica, sta piovendo e i movimenti in Ucraina quando piove si possono fare esclusivamente via strada. Quindi le forze corazzate devono allinearsi in fila indiana lungo le strade, il che crea delle difficoltà logistiche quantomeno e crea una vulnerabilità operativa molto elevata. Prima dell'inizio dell'aggressione, la propaganda del Cremlino presentava le forze armate russe come estremamente efficienti. Sui fronti ucraini però si sono rivelate non all'altezza degli obiettivi posti dalla politica di Putin. C'è un problema di qualità dei materiali, perché dai prototipi di ottima qualità che vengono prodotti dagli uffici di progetto alla produzione in serie c'è un decadimento della qualità del prodotto finito che alla fine diventa disastroso sul campo di battaglia. Questo vale per gli aeroplani, vale per i carri. Ci sono alcune aree che non sono state assolutamente curate. La marina di superficie russa è risibile. Abbiamo visto cosa è successo con questa ammiraglia del Mar Nero, una nave impostata nel 1976, quindi sono lamiere che sono in acqua da 45 anni. Quindi ci sono delle deficienze che sono venute alla luce e dall'altra parte abbiamo invece un esercito che è determinatissimo, con l'energia di chi difende la propria terra e la propria gente. Il combattimento che teoricamente è impari, poi quando si va sul terreno diventa più gestibile. La sproporzione numerica delle forze in campo è però evidente. Gli ucraini quanto potranno resistere? Questo dipende dai rifornimenti che gli daremo. È fondamentale. So delle critiche del dibattito in atto sull'opportunità o meno di rifornire gli ucraini. Io credo che noi abbiamo il dovere di farlo, è una mia opinione personale ovviamente. I rifornimenti stanno arrivando anche sistemi d'arma occidentali che necessariamente richiedono qualche giorno di addestramento perché gli ucraini possano impiegarli. Quando anche questi entreranno in linea, artiglieria pesante, nuovi sistemi di superficie aria contro la minaccia aerea, i russi avranno problemi. Putin ha minacciato di usare l'arma atomica. È credibile? Secondo me non è credibile perché prima di tutto non ci sono le condizioni per una terza guerra mondiale e quindi per l'uso dell'arma nucleare strategica. C'è l'arma nucleare tattica che secondo la dottrina russa in certe condizioni può essere impiegata a discrezione dei comandanti di teatro. Io non credo che però questa cosa avvenga perché Putin sta cercando di conquistare un pezzo di Ucraina. Non credo che voglia conquistare una terra devastata. La Russia nei giorni scorsi ha effettuato un nuovo lancio di prova del missile balistico Sarmat. Al lancio dal Cremlino in remoto ha assistito anche Vladimir Putin.
Il Sarmat, che può portare un carico di 10 tonnellate e può essere armato con 12 testate nucleari, è stato lanciato da una base vicino ad Arcangelo. Ha sorvolato 5 fusi orari, circa 5.500 km, ed ha colpito un obiettivo nella regione della Kamchatka, nell'estremo oriente russo. Il Sarmat è in grado di volare ad una velocità di 24.000 km all'ora, pesa 208 tonnellate, è lungo 35 metri e ha un diametro di 3 metri. Il forum diplomatico di Antalya di questo 2022 resterà negli annali. È qui che dopo decenni di rapporti complicatissimi, Turchia e Armenia hanno gettato le basi per un reale avvicinamento. Questa volta ben più di un tentativo. Per i due paesi confinanti la fine delle ostilità, che hanno contraddistinto le relazioni per oltre un secolo, segnerà nuove prospettive strategiche per tutta la regione, anche alla luce della drammatica guerra in Ucraina. L'incontro tra il ministro degli esteri turco e quello armeno riparte da quell'accordo di pace firmato a Zurigo 13 anni fa, mai ratificato dalla Turchia, che poneva delle precondizioni. Abbiamo ribadito che stiamo proseguendo il processo di normalizzazione delle relazioni senza precondizioni. Posso dire che è stata una conversazione molto produttiva e costruttiva. Abbiamo avviato un processo per normalizzare le nostre relazioni. Anche l'Azerbaigian è soddisfatto dei passi che si stanno facendo fra Turchia e Armenia. Özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Macigni della storia e ritenuti fino ad oggi insormontabili. Il conflitto sulla regione del Nagorno-Karabakh tra Azerbaigian e Turchia da una parte e Armenia dall'altro è durato oltre 3 decenni. Il 24 aprile, il giorno che Yerevan ricorda il genocidio di 1,5 milioni di armeni tra massacri e deportazioni deciso nel 1915 dal governo ottomano, un'etichetta da sempre rifiutata dalla Turchia che lo ritiene frutto di disordini civili e di un bilancio gonfiato. Dopo oltre 100 anni tra Turchia e Armenia potrebbe stabilirsi un nuovo primato, quello della Realpolitik. Il realismo imporrebbe sia all'Armenia in questo momento, in quanto ha perso il suo più solido alleato, di normalizzare i propri rapporti con la Turchia, e ugualmente alla Turchia, conviene storicamente in questa fase affermarsi come player regionale. Per questi due paesi normalizzazione significherebbe soprattutto apertura dei confini. L'Armenia potrebbe emanciparsi dal suo essere landlocked, diremmo, e allo stesso tempo alla Turchia renderebbe fruibile una via fondamentale che rientra anche nella via della sete sponsorizzata dalla Cina. Un passo che per l'Armenia vorrebbe dire uscire dall'isolamento anche geografico e per la Turchia, attraverso l'Azerbaigian, aprirsi un canale terrestre verso il Mediterraneo, un passo comunque dal grande significato. Sarebbe un grande segnale, perché significherebbe mettere da parte il passato, o comunque rendere una memoria così poco pacificata marginale rispetto a quello che è la costruzione del futuro, che è l'oggetto della politica. Buoni segnali già ci sono. Qualche settimana fa sono ripresi dopo 2 anni i collegamenti aerei tra Istanbul e Yerevan. Voglio che ci sia pace, lasciare che il passato rimanga nel passato. Le prossime generazioni non dovrebbero crescere con queste divisioni. Gli sloveni oggi votano per eleggere il nuovo Parlamento. A confrontarsi il centrodestra del premier conservatore Janez Janša e il leader del centrosinistra Robert Golob, ex presidente della GEN, l'Enel slovena, entrato in politica dopo che Janša lo estromesso dai vertici della società energetica. La formazione del futuro governo dipenderà dai risultati ottenuti dai partiti minori. La Slovenia, 2 milioni di abitanti, ha un sistema elettorale proporzionale con uno sbarramento al 4%. Президента Российской Федерации
La storia della russa Dojd TV comincia nel 2008 su iniziativa della ricca e ambiziosa Natasha Sindeyeva, con precedenti esperienze radio-televisive, che decide di fondare un canale indipendente, Dojd TV, il canale dell'ottimismo, ribattezzato in inglese Rain TV, la TV della pioggia, termine scelto perché spiegava la fondatrice dall'idea di un'avventura. Un'avventura in cui coinvolge un gruppo di giornalisti indipendenti che faranno diventare Dojd TV, con i suoi programmi di informazione e di intrattenimento, un'isola di libertà di espressione e di difesa delle minoranze e dei diritti LGBT. Tra mille difficoltà e contrasti con il governo e fino alla chiusura definitiva del 4 marzo scorso, perché è accusata di aver diffuso informazioni deliberatamente false sulle azioni dell'esercito russo. La storia della televisione è raccontata in un documentario che la cofondatrice, la regista Vera Krychevskaya, ha presentato in Italia. Documentario terminato a fine dicembre, quando pensavo che la nostra emittente avrebbe continuato a esistere per sempre, ha detto ospite al Pordenone Docs Fest in Friuli Venezia Giulia. Fuck This Job è il titolo del lavoro, o Tango with Putin nella versione distribuita in Inghilterra, tango per la passione della sua fondatrice Sindeyeva per il ballo. It is 12 years journey of independent journalism in Russia. È un viaggio attraverso il giornalismo indipendente in Russia, 12 anni del viaggio della protagonista, fondatrice e partner con cui ho cofondato appunto Dojd Television. And I try to explain to the audience. Tramite questo documentario ho voluto anche spiegare come la Russia è arrivata alla guerra che poi man mano nel film diventa una parte fondamentale. Became one of the backbone of the film. Si vede soprattutto all'inizio e guerra in Ucraina che ha profondamente trasformato la Russia e anche la stessa emittente televisiva. Il percorso che ha portato alla chiusura è passato anche attraverso l'etichettatura di agente straniero che era stata decisa dal Cremlino lo scorso agosto. Un testo avvisava prima dell'avvio dei programmi che quanto stavano per vedere i telespettatori era stato realizzato appunto da un agente straniero. L'annuncio della chiusura all'inizio di marzo è stato dato invece dalla stessa fondatrice. Da quel 4 marzo il sito non è stato più aggiornato e il lavoro prosegue su altri canali. What our reporters do now, they produce 2 hours news every night. I giornalisti, i reporter adesso producono un telegiornale di 2 ore tutte le sere, però lo trasmettono su diversi canali YouTube, non quindi dal nostro canale ufficiale. During 2-3 days, it was the second week of the war and it took time. We paused our broadcast. Stanno tutti lavorando dall'estero perché nel giro di 2 o 3 giorni sono dovuti scappare dal paese, quindi hanno lasciato il paese e hanno cominciato a lavorare invece su diverse piattaforme proprio perché non potevano lavorare più sulla nostra. Adesso per diverse motivazioni giuridiche e legali ovviamente non abbiamo neanche più il nostro account YouTube che funziona, ma speriamo che presto riusciremo a tornare anche online. In the future we will be able to use it again. Sulle rive del lago di Levico, a pochi chilometri da Trento, c'è un luogo che non ci si aspetta di trovare proprio qui. Il Centro Studi sulla Storia dell'Europa Orientale, CSSEO, occupa un anonimo condominio del paese. In cantina, i grandi scaffali scorrevoli, in un semplice appartamento al secondo piano, qualcosa come 100.000 tra libri, quotidiani, pubblicazioni clandestine e samizdat di quello che un tempo era chiamato il blocco sovietico, occupano ogni angolo. Tra questi, Fernando Orlandi, docente universitario fondatore della biblioteca, si muove con disinvoltura. Questa è l'Nezavisima Gazzetta. Esattamente. Forse qui c'è un quotidiano che è uscito per alcuni anni e poi è morto, Sevornia. Negli archivi anche le copie in miniatura su carta velina di pubblicazioni vietate, fatte all'estero per poter filtrare attraverso la cortina di ferro.
Arrivavano quantitativi grossi via Svezia, via paesi del nord, c'era tutta una filiera che faceva arrivare il materiale in Polonia. La biblioteca e l'archivio attirano da 40 anni ricercatori da tutta Europa per consultare il suo vastissimo catalogo. Abbiamo letteratura grigia, abbiamo per esempio il Tamizdat, cioè i Samizdat che venivano ripubblicati in Occidente. Questo per esempio è un volume che in anastatica riproduce i primi 15 fascicoli della cronaca degli avvenimenti correnti, il Samizdat, il cui animatore era Andrei Sakharov. Un patrimonio culturale inestimabile, nato davvero per caso negli anni 70, grazie alla passione di Orlandi, un gruppo di amici e ricercatori. Ad un certo punto, partecipando a progetti di ricerca, cominciamo ad accumulare migliaia e migliaia di pagine di documenti di archivio e poi alcuni dei soci cominciano, come dire, ad alleggerire il patrimonio bibliotecario di casa, quindi cominciamo ad accumulare un certo numero di libri. Un certo numero, come dice Orlandi quasi con modestia, che ora rappresenta però un unico in Italia e non solo, e che contiene vere rarità. Abbiamo raccolto molte cose, per esempio possediamo una ventina di anni di questa pubblicazione, questo era un quotidiano che veniva fatto in soldoni per conto della CIA. E questo in Italia c'è soltanto qui? Sì, ma viene anche gente dall'estero per usarlo. Perché per esempio sulla Cina ce n'è una copia all'Università di Leida in Olanda, c'è a Londra, ce n'è una copia di tutto a Garmisch, però è dentro una base militare americana, quindi non è che ci si può andare. E poi c'è a Levico. E poi c'è a Levico, certo. Dopo tanti anni però Orlandi fatica a gestire l'archivio e le numerose richieste che arrivano. Il Covid ha frenato tutta una serie di cose, noi non siamo in grado di garantire quelle misure di sicurezza, di sanificazione, non abbiamo personale e noi speriamo anche di fare quel passo qualitativo, cioè la schedatura e l'ingresso di tutto del nostro posseduto nei cataloghi nazionali. Il CSSO insomma è una miniera di cose preziose che merita ora di essere preservata. Cantano in greco i bambini di Castrignano dei Greci nel Salento, è il loro modo di accogliere la Presidente della Repubblica Greca Katerina Sakellaropoulou in visita nella Grecia salentina, un pellegrinaggio, come lo ha definito lei, nei 12 comuni ellenofoni della Puglia meridionale dove ancora oggi, a distanza di secoli, si parla un dialetto di derivazione neogreca, il greco. È un grande piacere essere qui per questa visita, non vi nascondo che mi sento emozionata. Vedere tutto questo da vicino e sentire le canzoni è un'emozione per me e per tutta la delegazione. Già il nome, Castrignano dei Greci, dice tantissimo. Attraverso la lingua e le vostre tradizioni siete riusciti a mantenere vivi il sentimento e la vicinanza. Lingua, musica, tradizioni, ponti che uniscono la Grecia e la Grecia salentina, terra di pizzica e tamburelli, antiche masserie e canti di passione in greco. Musiche devozionali tramandate attraverso la tradizione orale, un tempo eseguite dai contadini per ripercorrere la passione di Cristo e chiedere di essere ricompensati con i prodotti della terra. La visita della Presidente Sakellaropoulou è l'occasione per celebrare i 20 anni dalla nascita dell'Unione dei Comuni della Grecia salentina, l'ente impegnato nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale di questo angolo di Puglia. Zollino, Martano, Corigliano d'Otranto, tutti e 12 comuni della Grecia salentina, in totale circa 60.000 abitanti, toccati dal tour presidenziale, una stele commemorativa per imprimere per sempre questa visita nella memoria e scolpire il legame e l'amicizia tra due popoli. Mi sono commossa molto a sentire per strada gli anziani parlare in greco e ad ascoltare le canzoni dei bambini. Dal VI secolo a oggi questi luoghi preservano e conservano tutto il patrimonio culturale, la lingua, la cultura e le radici comuni con la Grecia. C'è un legame molto forte tra di noi e spero che la mia presenza qui possa contribuire a rafforzare ancora di più i nostri rapporti. Un legame che parte da un patrimonio linguistico da non disperdere e che guarda al futuro.
Lingua minoritaria, greco, non significa passato, non significa obsolescenza, anzi è uno strumento per proiettarci nel futuro, nel Mediterraneo. Intendiamo noi la lingua come occasione di legame, di relazioni con gli altri popoli. A Calimera, altro borgo della Grecia, il conferimento della cittadinanza onoraria alla massima rappresentante istituzionale ellenica. A Melpignano, il comune salentino dove ogni estate, Covid permettendo, si tiene il concertone finale della Notte della Taranta, l'esibizione dell'orchestra popolare del celebre festival di musica tradizionale, orchestra che Caterina Sachellaropoulou spera di ospitare presto in Grecia per continuare a rinsaldare i sentimenti di amicizia e fratellanza tra il suo popolo e le comunità ellenofone del Salento, divisi dalle acque del Mediterraneo, uniti dalla lingua e dalla musica.